Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video oggi andiamo a vedere come rispondere ad una trappola in apertura che mi ricordo che all'inizio, quando mi ero messo a giocare le prime volte online, quindi ero ancora agli inizi, mi giocavano spesso. Si tratta di questo tipo di trappola E4, B6, il nero ci lascia il centro, noi ce lo prendiamo tutto, alfiere B7, su alfiere B7 si minaccia il pedone. Qui si potrebbe giocare tranquillamente cavallo C3 a seguito di alfiere D3, che potrebbe essere anche ancora più spontanea. Il nero ha a disposizione questo gambetto. Cosa succede se accettiamo questo gambetto? Succede che semplicemente è per F5, alfiere per G2 e perdiamo la torre. Non solo la torre, ma anche l'arrocco. Ora, questa situazione sembra grave e probabilmente se non siamo esperti o non siamo in grado di gestirla ci facciamo prendere dal panico o addirittura abbandoniamo. Ma qui il bianco ha tutto l'interesse di catturare, di lasciarsi catturare anche la torre, perché ti faccio vedere la continuazione principale. Donna H5 scacco, l'unica difesa possibile è G6, su G6 catturiamo con il pedone e a questo punto ora il nero può giocare in diversi modi. Se gioca cavallo in F6 così ci minaccia la donna, noi possiamo semplicemente giocare pedone per H7 scacco. Ora il nero ci cattura la donna, quindi sacrificio di donna, ma con alfiere G6 abbiamo dato un bellissimo ed elegantissimo scacco matto con il nostro alfiere e abbiamo pure un attacco doppio. La mossa corretta in realtà su F per G7 non è chiaramente cavallo in F6 perché abbiamo visto che porta alla sconfitta. La mossa corretta è alfiere G7. Su alfiere G7 abbiamo questo tipo di continuazione che è G per H7 scacco di scoperta e si minaccia ora di catturare il cavallo in G8 andando promozione e probabilmente trasformando quel pedone in una bellissima donna. Cosa succede? Scacco di scoperta, qui il re si deve spostare e adesso la continuazione più forte per il bianco è quella di sviluppare il cavallo in F3 e portare questo cavallo all'attacco supportando tramite per esempio E5 un bellissimo matto con la donna sulla casa in F7. A questo punto ci sono diverse risposte. Abbiamo la risposta alfiere per F3, abbiamo la risposta cavallo F6 minacciando la donna, abbiamo la risposta alfiere per H1. Andiamo a vedere tutte queste risposte. Partiamo da alfiere per H1, abbiamo dato in sacrificio la torre, ma l'attacco che ora ne consegue è fortissimo. Cavallo per E5, come ti dicevo, il cavallo coordina una rete di matto, un tentativo di matto su F7. Adesso per esempio se il nero cattura il cavallo, ancora una volta anche qui c'è un grave errore, semplicemente qui ora che cosa possiamo giocare? Qui continuiamo con il giocare tranquillamente D per E5. A questo punto per esempio torre per H7, cercando di dare un pochettino di spazio al proprio re, noi catturiamo con l'alfiere, donna E8, cercando di cambiare le donne e qui alfiere H6, cavallo per H6, donna per H6, c'è il matto perché adesso facciamo scacco, il re torna indietro e c'è lo scacco matto. Se su questa mossa per esempio il nero non catturava il pedone, e beh, e qui che cosa fai? Togli il cavallo? Dove lo metti il cavallo? Qui non può andare. Qui non può andare, e alla prossima c'è questa. Se fai una mossa inutile, non so, cavallo C6, semplicemente io posso giocare anche donna F5 scacco, il re si deve spostare da qualche parte, se torna a casa abbiamo donna G6, il re si deve spostare ancora una volta, adesso abbiamo finalmente la promozione di questo pedone, si cattura di torre, adesso c'è questa bellissima diagonale libera per il nostro alfiere in H6 ed è matto in 2. Il re si deve spostare, è bellissimo, alfiere G6. Quindi abbiamo visto che questa continuazione con l'alfiere che cattura sulla torre in realtà non va bene perché questo cavallo E5 è veramente forte, sia che tu
lo catturi d'alfiere sia che tu non lo catturi. Per esempio, non vuoi catturare questo cavallo, giochi la donna qui per tenere questa casa, nessun problema. C'è cavallo G6, attacco doppio su re e torre, scacco, il re si deve spostare, scacco doppio di cavallo e donna, il re ancora una volta si deve spostare. Dove può andare questo re? Può andare in F8, può andare in E6, può andare in F6, per esempio re F8, qual è la continuazione? Semplicemente catturiamo la donna, il re è costretto a catturare la donna, adesso andiamo a promozione e noi abbiamo ancora un'altra donna e ancora una volta qui c'è il matto perché adesso gioco scacco di alfiere, ti devi spostare e c'è il matto, bellissimo. Torniamo indietro qualche mossa, se per esempio il re decide di andare, non so, avanti tutta con il re in E6, semplicemente andiamo a promozione, scacco, la donna cattura e adesso abbiamo donna G6 e qui il re deve iniziare a andare a zonzo per la scacchiera oppure su alfiere F6 mossa difensiva perdi la donna. Insomma è una variante veramente devastante. Quindi su cavallo F3 abbiamo visto che catturare la torre non funziona e se giochi cavallo F6 dandomi fastidio alla donna, qui abbiamo donna G6, adesso per esempio alfiere per F3 o alfiere per H1, alfiere per F3, come continuiamo? Torre G1, andando a catturare, tentando di catturare questo punto. Torre H7, andando a difendere questo punto, abbiamo donna G3, minacciando l'alfiere, che si deve spostare, ma non solo si minaccia l'alfiere, si è creato anche un attacco di scoperta del nostro alfiere sulla torre. Quindi tu giochi alfiere 4 per proteggere la tua torre, ma ora alfiere per E4, cavallo per E4, donna F3, attacco doppio su cavallo e re, il cavallo si deve ritirare e adesso perdi questa torre. Torniamo indietro di qualche mossa, abbiamo visto cavallo in F6, abbiamo visto le varie continuazioni, donna G6 e se anziché alfiere F3, alfiere H1, no problem, alfiere H6, minacciando chiaramente il matto, cambio, scacco, re in F7, cavallo G5, il cavallo tiene molte case importanti, il re torna e ora alfiere G6, scacco matto, quindi neanche questa va bene. Su cavallo F3 quindi non va bene né la cattura della torre né cavallo F6, vediamo cosa succede se l'alfiere cattura questo cavallo che è importantissimo per l'attacco, semplicemente donna F3, scacco con attacco doppio su questa fantastica torre e qui c'è da divertirsi. Oppure ti faccio vedere un'altra possibilità, si va subito a promozione guadagnando il cavallo, qui per esempio si cattura con il re così la donna è sotto, adesso ancora donna per F3, c'è sempre sotto la torre, cavallo C6 per interferire su questa diagonale, torre G1 con attacchi fortissimi. Qui il bianco è chiaramente in vantaggio. Dunque, ritorniamo al principio. Se su questa mossa iniziate a vedere che il vostro avversario fa alfiere in fianchetto sul lato di donna, semplicemente non abbiate paura di F5 e non abbiate paura di sacrificare la vostra torre, poiché con donna H5, cavallo in F3, alfiere H6 avrete possibilità di dare scacco matto in molteplici situazioni. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto, come al solito ti invito a condividere questo video, mettere un like, commentare e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!